Questo è il primo interscambio per quanto riguarda la nostra realtà scolastica, Istituto di Istruzione Superiore di Vittorio Veneto, Città della Vittoria, che include l'ITIS, include la Ragioneria, include l'Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, include l'IPSIA. Quindi come nostra realtà scolastica abbastanza nuova è il primo interscambio, però in effetti è il quarto interscambio dal 2003 che si fa. Il primo interscambio è stato fatto con il liceo scientifico e l'ITIS e anche il secondo interscambio. Poi c'è stato l'interscambio realizzato dall'ITIS di Conegliano e siamo arrivati a noi. Questa è una grande esperienza di crescita per i nostri ragazzi, perché permette loro di varcare i confini territoriali, i confini scolastici, e quindi ha permesso loro anche di affrontare una realtà diversa, aprire gli occhi, perché effettivamente viaggiare permette di aprire la mente, acquistare punti di vista diversi, e anche un momento di conoscenza quindi di sistemi di formazione diversa, e soprattutto anche un momento dedicato alla memoria, perché a Criciúma ci sono molte persone, diciamo che sono il 60% della popolazione scolastica di questa scuola brasiliana, che include 7.000 studenti dalla scuola materna all'università, quindi il 60% sono di origine italiana, i loro progenitori sono partiti dai nostri paesi. E devo dire che quello che particolarmente mi ha colpito è stato l'orgoglio di queste persone che vivono lontano dall'Italia, l'orgoglio per il nostro paese, un orgoglio che mi ha commosso, perché purtroppo forse noi spesse volte questo orgoglio non abbiamo per il nostro paese. Ecco, io adesso vorrei chiamare gli studenti nostri, 12 studenti tra ITIS e ITC che sono partiti per Criciúma, con me il professor Marino, e gli studenti brasiliani accompagnati dai loro insegnanti, il professoressa Savi e la professoressa Scusse.
Bom dia a todos nossos amigos brasileiros. Bem-vindos na nossa cidade, que é também a vossa cidade, pois que existe um intercâmbio histórico-cultural entre as cidades de Criciúma e Vitória Veneto desde muitos anos. Eu estive 4 vezes em Criciúma e cada vez que cheguei na Praça da Catedral sempre gostei de passar a mão naquela placa que lembra do nosso intercâmbio. Foi um gesto simples, mas simbólico, que favoreceu a minha serenidade longe da minha família. Sejam bem-vindos e aproveitam da ocasião da vida que não sempre acontece. É uma ocasião muito forte, muito interessante, para entrar na alma profunda, como falou nestes dias uma senhora de Criciúma bem conhecida, Derlei Catarina de Luca, que esteve aqui no lugar de nascimento de seus antepassados, e ela disse: chegar aqui é como entrar na alma profunda. Acho que sejam palavras maravilhosas, é uma ocasião que não tem que perder. Sejam bem-vindos e boa permanência aqui em Vitória Veneto. Obrigado. Siamo veramente contenti di questa visita. Vogliamo ringraziare veramente di cuore, lo faccio io ma a nome di tutti gli insegnanti di tutta la scuola, per l'accoglienza ricevuta in Brasile. Mi hanno detto che è stato qualcosa di meraviglioso, è vero signore? È stato qualcosa di meraviglioso e spero che noi possiamo essere anche alla loro altezza. Gemellaggi, bene, qua si parla di origini italiane, 4 generazioni, 4, 5, 3 generazioni, quindi no. E allora è una specie di ritorno alle origini. È bello, si ricordano dell'Italia, si ricordano delle loro origini e la vogliono visitare, L'occasione, la scuola, il gemellaggio con la città di Vittorio Veneto fa la sua parte, però la scuola ci permette di conoscere altri mondi scolastici, altre forme di organizzazione scolastica. Parlavo testé con l'insegnante accompagnatore e mi ha spiegato un po' come funziona la loro scuola. La nostra è un po' diversa e ci fa piacere incontrare nuove realtà, ci fa piacere conoscere nuovi tipi di organizzazione. Abbiamo tutti da imparare, brasiliani, italiani, argentini, norvegesi, tutti, se ci scambiamo le informazioni, se impariamo a conoscerci tra i popoli per superare quelle a volte dannosi luoghi comuni, brasiliani, argentini, italiani, tutti, razza umana, tutti uguali. Dobbiamo assolutamente scambiarci informazioni e con la visita diretta è la cosa migliore per poterci conoscere meglio, Voi lo sapete, la musica è un modo di comunicare universale. Speriamo che anche la formazione diventi qualcosa di universale nel mondo. Allora, il benvenuto a loro, il ringraziamento a tutti gli insegnanti che hanno preparato l'accoglienza degli italiani, il ringraziamento già anticipatamente a tutti coloro che permetteranno una buona riuscita di questa permanenza dei brasiliani in Italia. Chi economicamente, chi invece effettivamente. Vedo qua associazioni che si sono prestate per la buona riuscita. La Cassa di risparmio del Veneto che ha contribuito economicamente per il nostro viaggio in Brasile, la scuola, tutti gli insegnanti, i genitori che si sono riuniti più volte per poter fare
bella figura e ricambiare quanto è stato fatto per noi in Brasile. Un'ultima cosa, noi sappiamo tutti che in Brasile è stata un'alluvione, sono stati tanti morti, allora penso di poter dire che tutti ci associamo al dolore dei brasiliani. È un ricordo che vogliamo fare e penso che tutti siamo d'accordo. Benvenuti, godete della permanenza in Italia e riportare in Brasile le bellezze e l'accoglienza dell'Italia. Grazie. Anch'io ringrazio moltissimo soprattutto i genitori, perché grazie ai genitori se noi siamo potuti partire. Vorrei che anche il mio collega Pietro Marino facesse 2 parole così di benvenuto, visto che mi ha accompagnato nel viaggio. Mi sono scordato semplicemente di ringraziare l'ex preside di questa scuola, il professor Floriani, che ha cominciato questo percorso di scambio con il Brasile tra tante difficoltà, e anche il professor Di Nunno, preside della Preghiero, che ci ospiterà oggi. Grazie mille. Scusa. Buongiorno a tutti e grazie per la vostra presenza. Non voglio dilungarmi, voglio soltanto dire che tutto quello che è stato fatto, almeno in questa occasione, lo si deve ad un professore in particolare che ci ha tenuto tantissimo, ed è stato Roberto Toffoli, al quale do il mio ringraziamento per l'esperienza magnifica che abbiamo fatto. Voglio appunto esprimere la mia riconoscenza, anche quella della mia collega, penso anche di tutti i ragazzi che hanno potuto partecipare a al gemellaggio. Voglio ringraziare anche tanto i genitori degli studenti italiani che hanno collaborato tantissimo in questi giorni, in tutti i modi, in tutte le maniere possibili, in maniera diversa, ma ognuno ha cercato di fare del proprio meglio. Ancora grazie, speriamo che il tempo atmosferico ci assista. Diamo al professor Roberto Toffoli, grazie al quale è partito il tutto. Io ringrazio delle parole dei miei colleghi e per quei pochi che non lo sanno ricordo un po' come mai mi sono trovato in questa situazione. Allora, del primo intercambio dopo di me parlerà il professor Floriani, perché diciamo che è grazie a lui che è stato messo in piedi tutto questo interscambio. Io ho avuto la fortuna di partecipare al secondo interscambio e l'esperienza è stata talmente emozionante, talmente coinvolgente, che quando poi, per negligenza del Flaminio, dobbiamo purtroppo dire questo, quando si è interrotto questo interscambio, io ho sentito il dovere morale di darmi da fare perché questo continuasse. E il tutto è stato accompagnato poi da una telefonata nell'autunno del 2007 dei dirigenti della SACI che mi dicevano: provo a vedere se riesci a prendere contatti con il preside Bagnara, che era il nostro preside, sarebbe stato il nostro futuro preside, perché noi ancora eravamo, diciamo, sposati con il liceo Flaminio, e dall'anno successivo siamo stati invece questa nuova realtà. Il preside Bagnara era molto entusiasta, tanto è vero che quando dopo sono venuti i dirigenti brasiliani nel novembre 2007, Bagnara si è dimostrato subito molto disponibile. Però giustamente, essendo il primo anno di una scuola, di una realtà nuova, era ancora in difficoltà per far partire questo intercambio che, non nascondo, insomma, fa lavorare parecchio. Le soddisfazioni ripagano ampiamente, però il lavoro c'è e non bisogna sottovalutare questo. Allora, appunto, insieme al professor Bagnara abbiamo detto: vediamo se l'ITIS di Conegliano è pronto per fare questo, cosa che è successa. Io ho trovato nel professor Corza, che
mi ha detto che sarebbe venuto qui stamattina, eccolo là, che ringrazio. Ho trovato nel professor Gorda uno che mi ha creduto, gli ho dato tutte le coordinate e 2 anni fa è partito all'ITIS di Conegliano. Anche in quell'occasione ho visto che l'esperienza è stata straordinaria, superlativa, e quindi quando l'ho proposta qui quest'anno ho avuto per fortuna 2 colleghi che mi hanno creduto, sostenuto, e soprattutto un gruppo di genitori fantastici che hanno collaborato in tutti i modi. Scusate se un po' di brasiliani dicono grippi. Allora, influenza, così un po' trascurata. Allora, per fortuna tutto è andato bene. Poi ci sono alcune, la mia collega farà i ringraziamenti ufficiali ad alcuni che si sono dati da fare in modo particolare. Io voglio semplicemente dire a voi ragazzi che siete qui, siete prevalentemente del biennio. E perché siete qui voi e non quelli del triennio? Perché si spera che ogni 2 anni venga fatto questo interscambio e quindi fra 2 anni voi potreste essere i possibili, diciamo, utilizzatori di questo intercambio, che vi assicuro è veramente un'esperienza straordinaria. E la cosa che veramente è incredibile, risulta straordinaria sia per persone, diciamo, di una certa età come sottoscritto, sia per i giovani di 15-16 anni, perché uno non può rimanere, bisogna provare per credere. Io vi racconto solo pochissimi episodi, tanto per capire che clima si trova laggiù. Io ricordo di essere partito, che avevo avuto qualche difficoltà a casa, ero stanco morto. Dall'aeroporto di Florianópolis a Criciúma ci sono 3 ore, 3 ore e mezza di pullman e io mi sono addormentato, proprio non ce la facevo più. Poi mi sveglio, guarda, stiamo per arrivare, come apro gli occhi vedo fermata autobus Sant'Augusta. Sant'Augusta, voi sapete, è solo questa che c'è qui a 300 metri in linea d'aria. Sant'Antonio c'è quello di Lisbona, di Padova, ce ne sono tanti in giro per il mondo. Sant'Augusta è solo questa. Poi scendo e vedo, anzi subito dopo vedo un'indicazione stradale, Treviso. Qui infatti tra voi c'è un ragazzo che abita a Treviso, ma non Treviso di provincia di Treviso, Treviso vicino a Criciúma. Io alloggiavo a Nuova Venezia, hanno dimenticato una I, si chiama, sarebbe Nuova Venezia. Appena un po' più in là c'è Nuova Belluno, i cognomi sono Peruc, Gava, Della Giustina, Bortoluzzi, Zanette, eccetera. Zanette, originaria da Cappella Maggiore. Ebbene, la scuola Sacci, che è una scuola in realtà molto importante, è stata fondata ha 50 anni di vita ed è una realtà importante per il Brasile, 50 anni di storia, e uno dei fondatori è un certo Zanette, originario da Cappella Maggiore, e vedi caso mia madre, Zanette, originaria di Cappella Maggiore, parlava sempre di un suo prozio andato nell'America poveretta e non sapeva chi sapesse niente. Perché? Perché la storia dell'immigrazione non è molto conosciuta, questa è una carenza nostra che dovremmo cercare di colmare, ma purtroppo i nostri migranti, quelli che sono andati in Brasile, per troppi anni non hanno potuto comunicare con la madrepatria. Tutti i veneti sono andati in tutto il mondo, ma chi è andato in Australia, Stati Uniti, Argentina, Australia, eccetera, hanno mandato ogni tanto una cartolina, sto bene, è nato Tizio, si è sposato Caio, eccetera. Quelli del Brasile, niente. Perché? Perché si sono trovati sbattuti in piena foresta vergine, soprattutto i nostri provenienti da queste zone qua, e della serie arrangiati, il postino non passa in foresta vergine né a portare la posta e neanche a recapitarla. Per 30 anni si sono trovati nella assoluta impossibilità di comunicare, ma erano talmente bravi, talmente ben organizzati che dopo 30 anni, ed erano talmente numerosi, che il governo brasiliano ha preso paura di questa potenza e hanno cominciato un po' a boicottare questa comunità troppo efficiente. E allora era proibito parlare italiano, proibito mettere nomi italiani. Quelli che hanno 45-50 anni hanno nomi di fantasia che ricordano l'Italia. Itamar Benedetto, Iraide Piovesan, direttore della scuola
Tutti nomi di fantasia che però ricordano l'Italia. I ragazzi di adesso invece si chiamano Stefano, Lorenzo, Antonio, Francesco, nomi italiani, perché loro si considerano tutti italiani. Noi siamo italiani d'Italia, loro sono italiani. E però, nonostante loro si considerano italiani, voi non troverete mai un gruppo di brasiliani che non ha con sé una bandiera brasiliana e che la espone sempre. E questo dovrebbe farci riflettere un po'. Dopodiché, perché io dico queste cose e perché mi sono chiamato da fare? Perché? Beh, innanzitutto la maggioranza di voi qua sono alunni miei, voi sapete, finito qua io sono in palestra e io in palestra ho sempre magliette del Brasile. E perché dico questo? Perché ho trovato talmente una realtà così straordinaria che però al di là dell'aspetto, diciamo, chiamiamolo così, ludico, c'è un aspetto, come dice Fernando Zancan, sarebbe praticamente da noi, si potrebbe definire lo sponsor della scuola Sazzi. E lui mi faceva, un uomo d'affari, adesso mi ha mandato un'email 3 giorni fa, si trova a Lisbona, oggi probabilmente a Londra, cioè lui gira il mondo e vende carbone perché Criciúma fonda la sua ricchezza sulle miniere di carbone. Ebbene, questo Fernando Zancan mi diceva: io credo molto nell'interscambio perché per il momento c'è un riallacciare i rapporti, un stringere amicizia, ma poi questo in un futuro non molto lontano sarà anche business. Sarà perché? Perché voi avete la conoscenza matura che noi qui non abbiamo e voi non avete la possibilità di sviluppo che abbiamo noi. Quindi perché andare a investire in Cina, in India, dove non è che abbiamo molto da spartire, cioè non abbiamo molto in comune con indiani, cinesi, con tutto il rispetto. Qui è trovarsi proprio come a casa vostra, nostra. Infatti loro sono più veneti di noi, parlano il dialetto veneto tutti quanti dai 45 ai 50 anni in su, si sente parlare il dialetto veneto, lo stesso dialetto veneto che sentivo io quando ero piccolo e andavo a trovare i miei nonni, cioè è rimasto lo stesso dialetto di quell'ora. E quindi mettiamo insieme la laboriosità tipica dei veneti, l'allegria, l'ottimismo, il pensamento positivo, come dicono i brasiliani, ed ecco che viene fuori un mix veramente interessante anche dal punto di vista proprio squisitamente di business, diciamo. Quindi noi partiamo con l'amicizia, con l'interscambio, ma da questo poi può partire, può nascere una cosa interessante anche dal punto di vista di possibilità di sviluppo per sviluppare, come dice Zancan, lo spirito di imprenditori. E alcuni ragazzi già parlano di aprire delle attività in Brasile perché lì c'è spazio, sono in crescita sotto tutti i punti di vista, cosa che noi qui facciamo fatica a vedere ma che avevamo, ricordano quelli che hanno una certa età, 40-50 anni fa. Ecco, io avrei anche, tanto per dire, cito un altro episodio, mi viene in mente, qui tra voi c'è una ragazza che viene da Turbo. Turbo è un paesettino vicino a Criciúma, saranno circa 40 km da Criciúma, diciamo saranno 4-5 mila abitanti. Lì ci sono molti che hanno come cognome Da Rossa e Casagrande. Io quando sono andato con i miei ragazzi 5 anni fa siamo stati anche a Turbo, l'accoglienza è stata strepitosa, se arrivavano a una star di Hollywood non c'era un'accoglienza più grande. E tutti quanti che volevano fare una foto con Da Rossa, avevo una ragazza con me che si chiamava Da Rossa e una Casagrande, e tutti quanti volevano fare foto con Da Rossa da Italia e Casagrande da Italia. E poi a un certo punto mi si avvicina una coppia di, avrà avuto intorno ai 60 anni. In Brasile quelli che hanno intorno ai 60 anni è difficile che abbiano una certa scolarità, perché 60 anni fa in Brasile era difficile andare a scuola, soprattutto in paesettini come Turbo. Quindi quelli là non avevano mai messo piede, al massimo sono arrivati a Criciúma. A malapena sanno dov'è l'Europa, a malapena sanno dov'è l'Italia. Ma viene là sto tizio, accompagnato dalla moglie, e mi fa: sono proprio emozionato.
perché anche il MEI veniva da Vittorio e veniva da Rindola. Allora, la maggioranza di voi qui di Vittorio Veneto probabilmente non sa dov'è Rindola. Rindola sono 4 o 5 case dietro la chiesa di Sant'Andrea. Ecco, questo signore, nato in Brasile, mai messo piede, ha sempre sentito parlare di Vittorio Veneto e di Rindola e l'ha sempre sentito parlare in dialetto veneto. Noi abbiamo fatto anche un sito che sarà attivo da oggi o da ieri, non so, e lì c'è il professor Dalmas che ha detto metteremo anche un po' di notizie in dialetto veneto, così i nonni in Brasile potranno vedere quello che fate voi giorno per giorno. Qui abbiamo, grazie all'aiuto dei genitori, abbiamo predisposto un programma che spero risulti interessante e così i nonni potranno leggere anche in dialetto veneto quello che noi facciamo qui. Mi fermo perché avrei tante altre cose da dire, ma non voglio abusare della vostra pazienza e quindi adesso credo che avrei piacere se il professor Floriani racconta un po' come è nato questo intercambio. Un saluto e anche un grazie al professor Roberto in modo particolare di avermi invitato ad essere qui. Obrigado. Bene, io per chi non mi conosce sono il preside Floriani e sono stato qui fino al 2005 con particolare emozione attorno a questa sala in cui ho svolto molte delle mie riunioni, collegi docenti, altri incontri. Ricordo con particolare così emozione gli incontri che avevo con gli studenti in questa sala e una grande e forte emozione, ripeto, provo questa mattina nel immergermi così quasi improvvisamente in quella forte e memorabile esperienza che è stato il primo scambio con il Brasile e con Criciúma. Roberto, vedo qui davanti un mio amico che sì, ci sentiamo spesso, ecco, anche per internet, per telefono. Ecco, ricordo, e qui vedo anche in fondo anche il professor Tucci, ecco, vedo giù in fondo, ti ricordi, no? Ecco, noi avevamo, era il dicembre del 2002, mi sbaglio, e qualche tempo prima, in quell'anno, avevamo visto diverse delegazioni dei brasiliani. C'era Iraide Piovesan, c'era anche Zancan che ha nominato il professor Toffoli e c'erano altri. E ci siamo incontrati spesso durante quell'annata e forse anche l'anno prima. Però credo che aleggiasse su di me e anche su molti docenti un'aria così, un po' di pessimismo, perché vedevamo che c'era un po' di fatica a fare questo scambio, era la prima volta. Anche a parlare con i docenti un interesse così, diciamo, teorico, ma poi in pratica non si concludeva granché. Beh, non voglio adesso ricordare un pochettino queste difficoltà perché ci sono sempre, anzi ricordo anche al professor Toffoli e anche ad altri che non succede niente a questo mondo se non c'è qualcuno che parte, qualcuno che ci crede e poi attorno a quello poi si coalizzano altre forze, altri individui che poi fanno quello che è il progetto e quello che è anche l'attività e danno successo a tutto quanto. Bene, per farla breve, era quel dicembre del 2002 e io dissi così quasi improvvisamente, lo ricordi professor Ducci? Partiamo, ecco. Era un mese prima, perché le telefonate, anzi c'era questa parola che io sentivo spesso, pretendiamo, usavate voi, no, brasiliani, che non vuol dire pretendere, ma vuol dire chiediamo, no? Ecco, e io l'ho interpretata come un qualcosa per dire, beh, insomma, decidetevi e fate qualche cosa. Siamo partiti, abbiamo passato una settimana in quel del Brasile, è stata una settimana memorabile per l'accoglienza. Voglio ricordare che quando si va in Brasile ci sono tante cose che belle, ma c'è questo calore umano con le persone, questo abbraccio, diciamo, no, brasiliano che dice tutto e che noi, diciamolo pure, qui veneti abbiamo anche un po' perso, immersi così nella nostra civiltà consumistica, ecco, l'abbiamo un pochettino perso. Siamo partiti, siamo stati lì e abbiamo deciso. Io ricordo che quando sono tornato dopo queste giornate memorabili ero fortemente preoccupato. Mi dicevo come faremo e ricordi professor Ducci, mi rivolgo a te, no? Perché non avevamo organizzato quasi nulla, dovevamo mettere in piedi tutto, non avevamo risorse materiali se non il nostro entusiasmo, no? Bene, se ricordo bene è stato in quel febbraio del 2003, qualche mese dopo, che abbiamo fatto la prima parte dello scambio
Ecco, sono stati loro a venire qui, è vero, i brasiliani, eri che tu forse, no, non sei venuto qua. Bene, di Roberto che qui ricordo, dopo essere sbarcato a Florianopolis nel dicembre, stavamo perdendo anche l'aereo per arrivare poi, no, da San Paolo siamo sbarcati, stavamo perdendo l'aereo per andare a Florianopolis, no? E con forte così patema d'animo siamo arrivati lì e vi abbiamo visti. Ci domandavamo, sono ancora lì forse perché era ritardato l'aereo. E ricordo la tua persona, il tuo incontro, la tua accoglienza, no? Che ci ha rassicurato. Eravamo molto stanchi, addormentati, ma è stato poi un viaggio, sì faticoso, ma siamo arrivati poi nella notte fonda, no? A Criciúma. Molto bello anche questo. Bene, siamo partiti quell'anno, era il febbraio del 2003, ecco, tutto è andato bene. Dovrei ringraziare qui anche le autorità comunali, se ce n'è qualcuna di allora, anche il sindaco, il professor Scottà, adesso europarlamentare, ecco, che con molta semplicità ha detto non si preoccupi, facciamo noi, e ha messo a disposizione il pullman, ci ha dato insomma un aiuto logistico che è stato decisivo. E poi devo ringraziare ovviamente tutti coloro che ci hanno come insegnanti e anche il personale, no, della scuola, no? E i genitori, ecco, vorrei ricordare che i genitori forse non sono quelli di allora, ecco, che con entusiasmo e con grande forza hanno aiutato questa iniziativa. Bene, poi nell'anno successivo, nella stessa annata, se ricordo bene, era l'autunno, ecco, c'è stata l'andata dei nostri nel Brasile. Ed è stata, io non l'ho visto, ecco, ma quello che mi hanno raccontato è stato qualcosa di memorabile, no? Un'accoglienza trionfale, come sapete fare voi, come sanno fare i brasiliani, come sanno fare anche gli italiani. Ho detto molto bene il professor Toffoli, che lì, ecco, sono brasiliani ma si sentono italiani, fortemente italiani. Hanno un grande desiderio di incontrare i loro, chiamiamoli progenitori, questa terra, no? Che a volte per un lungo periodo, anzi non a volte, ha dimenticato, ecco, questa esperienza, questo fenomeno grandissimo della immigrazione. Ecco, dobbiamo sapere che verso la fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, quasi interi paesi delle nostre parti sono partiti e andati in Brasile. Quasi tutti hanno avuto anche la fortuna, è andata bene, ma c'è chi anche non è andata bene, qualcuno non è tornato, forse non è tornato anche perché non voleva tornare dando la sensazione dell'insuccesso. Ecco, io so anche delle mie zone, anche del mio paese d'origine, che qualcosa è successo. Ebbene, ha fatto la professoressa a dire che questo è un giorno della memoria, in termini diversi da quello che facciamo per la Shoah, ma dovremmo una memoria positiva in questo caso, ricordare che c'è un'altra Italia, quasi numerosa da quelle parti come quella che abbiamo qui in Europa, che è lì, che l'abbiamo dimenticata. È un nostro dovere, una nostra, diciamo, esigenza di mettersi in relazione, ecco, con questa realtà, che poi può diventare anche un'occasione di business, come diceva, ecco, ma diciamolo pure, di relazioni anche economiche. Io non capisco a volte perché queste relazioni siano così faticose con questa parte del Brasile e anche in genere dell'America Latina. Siamo, e concludo, nel tempo della globalizzazione. Se è un obbligo che noi come scuola ci mettiamo in relazione con le scuole europee, sapete che nelle organizzazioni europee, a Lisbona in modo particolare ancora nel 2000, si sono stabilite delle direttive per l'educazione in generale dell'Europa, fissando delle mete che valgono per tutti i paesi europei. Quindi dire Vittorio Veneto, quel nostro istituto, fa da solo, non si mette in relazione con questa realtà, è un'eresia, non ha più senso. Dobbiamo pensare alla scuola, all'educazione, all'istruzione in termini europei. E dobbiamo pensarlo, già diciamocelo pure, in termini mondiali. Ecco, io considero, lo so, il Brasile, gli italiani come una proiezione, un prolungamento dell'Europa. Come facciamo a non tenere presente questo? Lo scambio culturale è un'attività che parte dall'interno di un progetto scolastico che deve essere tale e che deve essere poi prolungato, esteso e diventare veramente attività scolastica, non è un qualcosa in più. Quindi complimenti per questa ripresa, per questo successo. Io mi sento in qualche modo anche partecipe, dico, se fosse stato sospeso, finito, mi sarei chiesto come mai una cosa così bella, così
anche utile, diciamo, per la scuola, perché sia interrotta. Quindi complimenti, grazie, e un augurio perché questo scambio e poi tutto quello che verrà dopo possa andare avanti nel migliore dei modi. Grazie e arrivederci. Io sono qui per portare il saluto, in particolar modo, che avrete senz'altro sentito parlare della Trevisan nel mondo, a nome del Presidente e di tutta l'associazione. C'è qui poi anche Don Giacomo Ferighetto, che è stato il delegato dell'emigrazione, e segretario della sezione di Vittorio Veneto di Dolino Bertacco. Ma io devo così congratularmi e ringraziare per l'invito e per il coinvolgimento che è stato fatto, in particolare al professor Toffol, che ci ha così illustrato e ci ha invitato di essere presente con voi. Io sono veramente emozionato perché una parte del mio cuore è in Brasile. A Criciúma io sono stato diverse volte, Itamar Benedetto è un mio amico, è stato il primo presidente della Trevisan nel mondo di Criciúma. Il Monsignor, il Vescovo De Conto, che è appena stato qua poco tempo fa, è venuto più volte e siamo in collaborazione perché ho avuto anche la fortuna di partecipare alla conferenza episcopale brasiliana dove ci sono 80 vescovi nostri, dico 80, e c'è stato iniziato un rapporto anche con la Chiesa nostra per una collaborazione che tant'è vero ci manderanno adesso un cappellano, cioè un prete brasiliano, per assistere i brasiliani che sono qui a Treviso, che sono circa 20.000 quelli che lavorano in provincia di Treviso. Ecco, a Criciúma prima è stato accennato un monumento, io sono andato da parte dell'Italia alla presenza all'inaugurazione di quel monumento. Ha parlato di De Luca, c'è qui il giornale che è arrivato, abbiamo un rapporto di amicizia e di collaborazione. In Brasile siamo presenti con 23 sezioni, cioè costituito dei gruppi della Trevisan nel mondo, dove c'è un interscambio, di scambi culturali, dove c'è appunto un lavoro immenso e dove mandiamo in Brasile il nostro giornale che arriva a coinvolgere tantissime persone. Gli iscritti alla Trevisan nel mondo sono 12.000, coinvolgono circa 100.000 persone, siamo presenti in tutti i paesi del mondo, anche in Cina tra l'altro, e così sviluppiamo un po' questo lavoro. Vi dico così per informarvi sull'attività dell'associazione. L'associazione è nata nel 1973 proprio perché eravamo così sotto l'auspicio di Don Canuto Toso, che è stato l'ispiratore primo, ci ha convocati per dare l'avvio a questa associazione, dove siamo partiti con 10.000 lire in tasca e è iniziato un cammino che oggi ci invidiano molti, proprio perché siamo riusciti a far girare un po' quello che è stata la realtà dell'Italia. Qual è l'altra Italia fuori dell'Italia, che sono circa 60 milioni, 30 milioni dai dati che abbiamo abbastanza ufficiali sono quelli in Brasile, proprio perché io con Itamar via internet abbiamo anche collaborato. Vi dico di più, nell'88, ho qui l'elenco, ci sono diversi anche di Vittorio Veneto, 87-88 sono state qua le prime delegazioni, una di 100 e una di 50 con il console Zampronio allora, proprio perché credevamo a questo. Abbiamo iniziato un cammino nelle scuole per far entrare di diritto proprio questo, ci hanno promesso che adesso entrerà anche nei testi scolastici. Qui ci sono anche delle iniziative fatte all'interno della scuola, ma c'è anche questo diciamo modo di farvi conoscere che cos'è la Trevisan nel mondo. Poi così vorrei se fosse possibile sentire anche così qualche notizia da parte di Criciúma, perché la conosco benissimo, sono stato anche nelle miniere. Dunque, la Trevisan nel mondo si basa su fondamenti della matrice cristiana, la sua politica è quella di promozione integrale dell'uomo
da qualsiasi parte essa provenga. Anche per questo si dichiara partitica, lo stabilisce solennemente lo Statuto di fronte a qualsiasi evenienza e cambiamento di vento, in qualsiasi estrazione politica e sociale, purché in linea con l'anima e le sue finalità solidaristiche e umane. Come è nata e perché è nata proprio per far conoscere la nostra storia, la vera storia che è stata molto spesso dimenticata. Ecco perché oggi è un evento epocale, io dico anche questo, soprattutto vedere la partecipazione dei giovani e la presenza così per questo interessamento fa veramente emozionare. Vi dico che è bellissimo, bisogna così. Io sono stato diverse volte in Brasile, no? L'ultima volta ho fatto 45 scali, dunque no? Tanto per farvi vedere dal nord al sud, ma le soddisfazioni, i pianti e quello che è stato così fatto conoscere adesso, che è stato esposto, ci vorrebbe così, non lo so, una giornata intera per raccontarvi gli aneddoti che sono successi. Ecco, ho incontrato le famiglie Benedette, che sono 900 famiglie nella zona di Criciúma di Benedette, che è Itamar di Cordignano originario, i Tomasella, che sono 600 famiglie, i Rosolén 1200 famiglie, i Zanette 750. Ho partecipato, diceva prima, ognuno voleva la foto. Ai Zanette io ho dovuto così partecipare a 750 foto perché ogni famiglia ha voluto la foto assieme. Ecco, per dirvi quanto è interessante. Ma qualcuno parlava anche degli scambi commerciali. Guardate che ci sono tantissime fabbriche, tantissimi industriali, artigiani che sono andati a lavorare in Brasile, ma soprattutto il Brasile ci tiene, perché tutti i macchinari che ha nelle fabbriche che io ho visitato sono tutti di origine italiana. Poi tra l'altro, tanto per dirne una sempre di Vittorio Veneto, Giuliana, che ha una grossa fabbrica di legnami non tanto lontano da Criciúma, ha vinto il concorso per fare tutta la pavimentazione in legno in Vaticano a Roma, ecco, ed è fatta da questo Giuliano originario di Vittorio Veneto con i legni pregiati del Brasile. Ma il Brasile ha mantenuto determinati valori che noi abbiamo dimenticato, ecco perché dobbiamo ancora molto imparare. E vi posso dire che sono stati fatti veramente tanti scambi. Noi facciamo adesso, perché i gemellaggi costano troppo, allora facciamo i patti di amicizia, i patti diciamo così culturali, che poi si allargano e portano avanti un discorso di conoscenza. Oggi c'è questa possibilità dell'internet, di questi mezzi di comunicazione, di collegarsi facilmente e di avere così continuamente la situazione come sta. A voi che il saluto va in modo particolare, ma con un abbraccio veramente, perché avete saputo nelle difficoltà a dare un esempio veramente edificante, sia sotto il profilo di laboriosità che di valori. Avete mantenuto quello che i vostri bisnonni, trisnonni vi hanno mandato a suo tempo, e la vita che avete fatto per arrivare a questo, bisogna andare sul posto per esserne convinti e toccare con mano. Portate il messaggio della Trevigiani del mondo, ma in particolar modo quel messaggio umano che non vi abbiamo dimenticato. Anzi, tutto il nostro operato è stato rivolto proprio per far sì che tutti siano a conoscenza di questo. Grazie a tutti gli organizzatori qui a Vittorio Veneto, continuate su questa strada, che questo sia un esempio, e in un mondo che sta andando a rotoli, se ci mettiamo assieme abbiamo la possibilità di sviluppare veramente un rapporto umano diverso, costruire una pace e una collaborazione che sarebbe molto bello. Siamo tutti cittadini del mondo, e allora viva i brasiliani, viva gli italiani, viva la Trevigiani del mondo. Grazie. Obrigado. Io volevo solo aggiungere poche cose di quelle che sono state dette, e cioè che abbiamo avuto 3 settimane in Brasile a settembre che sono state indimenticabili. Abbiamo visitato dei luoghi incredibili, alcuni che ricordano l'Italia, altri che sembra di poterli vedere solo nei film, e invece noi li abbiamo visti dal vero.
Abbiamo avuto un'accoglienza da parte dei ragazzi, dai professori, dalle famiglie che sembrava di essere loro fratelli, figli dei loro genitori. Eravamo tutti fratelli là in Brasile e appunto volevo ringraziare i ragazzi, i professori, le famiglie per i momenti che abbiamo passato e speriamo di fargli provare le stesse emozioni che abbiamo provato noi, e un grazie a tutti quanti. Allora, alcuni ringraziamenti. Ringrazio il dottor André Torresan, direttore della Cassa di risparmio del Veneto, filiale di Piazza del Popolo, che per primo ha dato un contributo per l'avvio di questo interscambio. Un ringraziamento alla provincia che ci ha fornito un aiuto economico per l'organizzazione, un ringraziamento agli alpini per la loro disponibilità, e solo grazie a loro l'amministrazione ci ha dato un piccolo contributo. Grazie. Un grazie anche di nuovo ai genitori, un grazie ai professori che non sono più in servizio, che ci accompagneranno in alcune visite guidate, il professor Lazzaro, il professor Michelin. Un grazie al collega della Giustina che ci accompagnerà, un grazie al professor Del Col che non c'è oggi, anche lui non più in servizio, che ci accompagnerà e quindi hanno dato la loro disponibilità, e un grazie a tutti quelli che ci hanno aiutato. Ecco, adesso vorremmo farvi vedere alcuni momenti del nostro soggiorno visti con gli occhi dei nostri alunni. Ciao Renan. Gaba Enrico. Giovanni Cimolli. De Biasi Acchi. Tiago Bellettini. Vitos Nicola non c'è perché non il compito, Nicola. Augusto Mandelli. Denardi Luca. Raffaele Colombo. Denardi Massimo. Edoardo Vitale. Breda Luca. Enrique Ernesto Luciano. Carnelos Leonardo. Edoardo Moletti. Filò Giacomo. Leonardo Francis. De Mori Luca. Leonardo Moncolò. Asini Luca. Mazzani Fernandez. Asini Laura.
Buongiorno a tutti. Io parlo italiano più o meno perché mio papà e mia mamma non poteva parlare italiano. Sto molto felice per stare qui perché di più di 100 anni miei bisnonni sono partiti di qui, di Forno di Soldo, è partiti con 2 figli che sono morti in vita. Noi parlo un po' in portoghese, 2 giorni per stare qui, i miei bisnonni di più di 30 giorni di nati. E mio nonno è nato in Brasile, dopo mio papà, io. Grazie per tutti. Ha avuto il piacere di conoscere suo papà ed è stato bellissimo perché io traducevo, avevo imparato qualcosa di portoghese, adesso ho già dimenticato, cercavo di tradurre a lei quello che mi diceva il suo papà in dialetto. Suo papà parlava con me felicissimo in dialetto veneto e lei diceva io non capisco, io cercavo di tradurre lei. Allora, professor Roberto Savi, cos'è Savi? Vorrei fare i complimenti al Paese di Villa, alle associazioni qui presenti, a tutti gli insegnanti e associazioni che non vorrei fare la nominata per non peccare e dimenticare qualcuno. Un buongiorno a tutti gli alunni che non ospitano i nostri ragazzi e dico di cuore che sarà indimenticabile per noi la vostra accoglienza e dal modo come siamo arrivati ieri e siamo ricevuti oggi. Il calore che siamo stati in Brasile, vedo che il calore del cuore di tutti voi per ricevervi noi qua. È difficile prima parlare un po' italiano e dopo parlare di tante persone che hanno fatto belle parole di come è stato i primi interscambio. Ricordo che aspettava il professore Floriani e il professore Rosario Ducci dall'aeroporto di Florianopolis, in una notte di tanta pioggia. Siamo arrivati a Criciúma verso le 2:30, 3 ore della mattina, un viaggio abbastanza pericoloso. In quel tempo la strada principale era unica via, non era doppia come è adesso. E ho visto negli occhi dei 2 professori la soddisfazione di conoscere la nuova terra. Il signore dei Trevisani del mondo, le dico che io sono l'unico della famiglia che non sono nato a Nova Treviso, sono nato a Nova Belluno. Sono parole facili per capire voi. Quando si arriva qua in Italia, sono venuto, questa è la 4ª volta, per me è la stessa cosa di arrivare a casa. Sento molto bene, troppo bene, per le persone che qua ho conosciuto e per l'energia che esiste in questa località. Non so in questo momento
in nome del nostro gruppo, piccolo gruppo, di fare l'agradecimento a tutti voi del modo come siamo ricevuti e della forma come la nostra amicizia si è fatta questi mesi, quando gli alunni italiani e gli insegnanti sono andati da qui, come siamo venuti qua oggi. Ringrazio di cuore e noi ci vediamo ancora in questi 20 giorni, ma un forte abbraccio a tutti voi. Grazie. Professoressa Cristiani, che è la moglie del professor Roberto Savi, sempre insegnante di quella scuola dove noi siamo stati. Eu vou falar em português, porque não parlo italiano. É um prazer muito grande, né, retornar aqui na Itália. Eu vim numa outra oportunidade e gostaria de agradecer, né, a acolhida de todos nós aqui na Itália. Muito obrigada a todos vocês. Um abraço. Allora, da oggi inizia questo nostro viaggio con i nostri amici. Noi speriamo di essere così all'altezza e di riuscire a far passare loro delle belle giornate. Speriamo chiaramente molto anche nel tempo, come ha detto il professor Marino, che sia clemente in modo che possiamo fare le nostre visite. Li porteremo a Venezia, li porteremo a Verona, andremo ad Oderzo, faremo visite alle aziende del nostro territorio, Vittoriese, di Conegliano, faremo una visita particolare a Serravalle con i suoi musei, prezzeremo il Castrum. Abbiamo tutta una serie di cose, insomma, che vogliamo fare in queste 3 settimane. Ci lasceremo ringraziando tutti quelli che hanno partecipato a questo nostro incontro di accoglienza, i nostri amici, e di nuovo tutti quelli che hanno collaborato per l'interscambio o ci hanno dato dei suggerimenti significativi. Ricordo una mia telefonata col professor Gorza, non ci conosciamo, non ci conoscevamo fisicamente se non oggi, però anche lui mi ha dato così delle dritte per affrontare l'organizzazione. E i nostri alunni, che anche loro faranno il possibile per rendere piacevole il soggiorno ai loro amici. Ecco, ricordo anche, adesso mi scorrono i ricordi, ricordo l'ultimo giorno che siamo partiti, quando abbiamo lasciato Crisciuma fra le lacrime perché tutti piangevano. C'erano i genitori dei nostri ragazzi che piangevano, loro che piangevano, e anche i nostri ragazzi, sì, devo dirlo, che piangevate, avevate tutti gli occhi rossi e gonfi, e poi si sono nascosti dietro gli occhiali da sole. Abbiamo pianto tutti. Io veramente ho pianto anche ieri, perché quando sono andata ad accogliere gli amici all'aeroporto ho cominciato a vedere la faccia del nostro primo ragazzo brasiliano, poi il secondo, e abbiamo cominciato a abbracciarci. Quando sono arrivata ad abbracciare la mia amica e collega Adriani, sono scoppiata in un pianto, non sono riuscita a gestire la situazione. Grazie e arrivederci a tutti. Grazie.